Sergio Festa, una sconfitta di misura sul 3-3, magari ci si poteva sperare. Sì, no, intanto devo fare i complimenti sia al Monza per il campionato che sta facendo, ma soprattutto ai miei ragazzi perché sapevamo che era una partita difficile, siamo andati sotto, non era facile recuperare, l'abbiamo ripresa e poi dopo eh, diciamo che la partita è andata via per un episodio e abbiamo rivisto le immagini, sembra assolutamente il nulla cosmico, non viene neanche toccato il giocatore, da prendere simulazione e fallo contro ci siamo ritrovati in inferiorità numerica a pochi minuti dalla fine, abbiamo subito gol e quindi probabilmente la partita è stata lì, sul 3-3 con l'entusiasmo e la positività dalla nostra parte probabilmente potevamo anche portarla a casa, però quando recuperi una partita fai fatica e poi dopo succede un episodio dove devi stare 2 minuti in inferiorità, è chiaro che diventa dura. Diciamo che però ecco, se si vuole trovare un aspetto positivo, sicuramente non è una partita, diciamo, da cui non tanto le ambizioni ma le qualità del Sarzana escano ridotto, anzi. Sì, il problema è che noi prepariamo sempre le partite con la mentalità di poterle vincere e stasera era quello che volevamo. Però è chiaro che ci sono anche gli avversari, il Monza comunque ha, come ho detto prima, ha tanti giovani, ha tanta intensità, tanto ritmo e chiaramente noi venivamo a fare una partita di sacrificio dove chiaramente siamo più abituati a gestire, oggi dovevamo correre e ci abbiamo messo tutto quello che avevamo, abbiamo messo veramente tanto cuore alla fine. Probabilmente, come ho già detto in precedenza, dobbiamo fare uno step di maturità in alcuni dettagli che poi fanno la differenza.